minte chiasute, ascoltari une storiute, conti giù se mostri, ogni dì si fa così, tut pluriel do franfurlan, non sta piedi di mamma, non sta là lontan lontan, sta ferchiacchia la mamma, tut pluriel do franfurlan, non sta piedi di mamma, non sta là lontan lontan, sta ferchiacchia la mamma, e non sta là lontan lontan, sta ferchiacchia la mamma. C'est bien. Elle est toute blanche, oui. Non vi ho l'ore di giocare a balis di neve con Daria. Daria! Daria! Daria, veniu! Sei tu pronte? Mandi Chiara! Arrivi come? Ma c'è di porta? Ma non sai? O pensi une palette se tu vuelis? Palette. Se covente une palette, sicuro anche un seglotut. E dopo? Ven su, che mi manchi anche Moalk. Che il cano, Ma Daria? sì, arrivi come? Ah, chiatat! Ecco. Ma Daria, che fasi tu combinate così? Ah, tu mi has detto di portare la palette, dunque, palette, seglo tutto, e vuoi tu che non porti di anche un materassin e al di comodo per giocare al savalon. Ma sei stumate? Savalon, materassin, ma chialimi me? Has tu chialat fuori dal balcone? No. Vierci il barcon, occhiali dal ciel, a calling floss blanc, si point al curtil, prime di fa, insieme la nane, bevin cioccolate, con tante pane, e lui bat il mes di genar, simprin di stuis e tanc fogolar. Dismessa lui il prim, in ponte di bis, arriveci
Frus, alle arrivat, signor Tim! Lu saveviso che il nome di Genar alven dal dio roman Giano, divinitat des puartis e dai puins, che al rappresentava ogni forma di passaggio e di cambiamento. Difat, Genar al il mes che al vierci li puartis al new fan. Il dio Giano al era raffigurat con dos musis, une voltate al passato e une al futuro. La prima di dal mes e chiamate prim dall'an. Genar alle considerat per tradizione il mes de neve. La campagna è anche dute glaciate, ma al va ben così. In queste maniere li semencis non potranno menare se adore. La campagna è anche disvistude, deserte, cidine. Gli arbui amostrin lis lor ramaci scrotis. La rose dal mes di Genar e il sclopon. Agli ultimi 3 dis di Genar urdisin i dis de mierle, ossin dal cur dall'invier. Qualche volte al sofle un aiar glaciat, altri svoltis un chialt, blanche fof mantil, al cuvierci la tiere ingrisinide, e ie la neve che cole. I frus si divertissin a fa pipinos e a giuià di balis di neve. Maman! Dunque, la palette no covente, il seglo tutto neanche. Però, chissà se col materassin si può sgliziare sulla neve. Fasin un gioco. Io dinso se sboins di indovinare quale di questi 4 immagini era presente il mese di Genar in 5 secondi. Se so pronti? Allora, via! La immagine che rappresenta il mese di Genar è la prima. Vevi indovinato. Bravs! Chiara, come scomincia il mio cartone animato preferito? Ti fermi sto avvio di lo con me? Sicuro! Volentieri! Volesi ascoltare una biele storiute? Allora, spicciateli sorellis! Une mierle con plumi tant bielis e blancis e era sempre strapacciate di Genar, mes fred e scur. Non spietave altri che ie e vignis fur dal sonì parciri di mangià, par schiadenai quintri frete e glace. Stufe di questi persecuzions, un an la mierle e ha fatto provistis per un mese intir. Da spo si erade dentri tal sonì e gli restate lì a ripar per tutti il mese di Genar che in che volte al durave 20 dis. Rivade la ultime giornate dal mese, la mierle, crodin di vendianati il perfid Genar, e iere sbrissate fur dal nid, e si ere mettude a chiantà per chiappalo in gir. Genar, furioso, si era risintuto e aveva domandato 3 dis in prestito a febbraio.
da spove io ricevus, aveva schiadenato buraschis di neve, aia, glace e ploe. In allora la mierle si era là a parà dentro di un chiamin e era restate ben parate spietant che la buraschia finisse. Passassi 3 dis e era finita la buraschia. La mierle e era jessude fur dal chiamin, ma per colpe dal chialin il suo biel plumac chiandit si era ridotto inerit. Così e era restate per sempre con gli splumis neris. Din che di, tutti mierlis anassi di color scuro. Saveso perché che la neve cole a flux? Perché se colassa grops non rivaressa disfassi? Saveso perché che i ghiazzi son contenti d'invier? Perché con che il freddo non va tornare neanche un chiano. Seso boins di fevelà par furlan. Inviate un vostri video indulà che nos mandais un pensier, une chiancion, une barzalette, une conte par furlan o un vostri disegni, lì che si vio di un momento in particolare di une puntate di mamma. Mandai al numero 333 72 02 vot 14 oppure a direzione di poste elettroniche maman@tvstar.com. Occhio, il telefono va tenuto in orizzontale e no in verticale. Chioleit un sfoi blanc, un lapis, une tacete ronde e un par di fuarpis. Disegnai, par zore dal sfoi, une forme taronde, doprant la tace. Ritagliai, con gli sfuarpis, il cercli che veis disegnato. Pleait il cerchio a metà. Pleait a metà anche il miec cercli che vei sotignud. Pleait anche mo une volte a metà formando un piccolo triangolo. Tagliait vie con gli sfuarpis lunghi il flanco pleate le bande sotto al triangolo piccoli triangolus di chiarte. E comò viergeit il cerchio di chiarte che veis plear. I varei sotinut un biel sfloc di neve. Vigli, voi, signor T, mi ha insegnato che il mese di gennaio è considerato il mese più freddo dell'anno e che se ti domandi di là giù sulla neve, non tu puoi portare la palette o il seglo tutto come che tu fai parlare al mare e magari visto l'Iser e i ciavatis brasiliani. Tu has di metti gli smanecci stes mans, une sciarpe attorno al quel, une scuffe al chiav, scorpi, spengi, taipis e un biel cappotto. C'è biel giù a tirarsi balis di neve e a fa pipinos. Mi sei tan divertita. Come voglio fare di mangiare? Maman vigli, maman frus. Uff, uff, e anche mo uff. A son dise disco soi siarada in chiesa. Al pluf,
e al pluv. E non puoi neanche la fur, perché le mie sta dentro tal caldut per non farsi venire il raffreddore. Pronto? Pronto? Mandi Chiara o soi Daria? Mandi, Daria. Al pluv. C'è scovierte, allora? Ma c'è muta allora. Tu sai che sono delicate. Non puoi la fur con che stim, se no mi mali. Suppo, Daria. Scusa se tal dis, ma tu stai sempre sierade dentro. Non si può svivere in tune campane di veri. Alle pies dopo. Il corpo ha di usarsi a tutto, al caldo e al freddo. Per mantenersi forze e sans, si può la fur non dome col biel tempo, ma anche quando è freddo e cal pluv. L'importante è abbonarsi sempre bene. Tas proprio tresor. Io sono sempre insumiate di saltuccia dentro dei spazi sa de plove. Suppo, chiole un ombrene e mettiti su un impermeabile. Ti spieti sol dall'arbore, tu pioderas, sarà bielo non. Arrivi, mamma. Mandi Chiara, mandi Daria. C'è belle idee che tu hai avuto. Vero? Tu hai so de ploe. Ignozione. E poi ti visi tu che chiancion che nos aveva insegnato il maestro di musica Flaviano Miani a scuole e che nos faceva cantare ogni volta che ploveva. Ah, è vero. C'è mutieri? C'è molto facevi, non mi visi, aspetta. Bagni, Tenca. Aspetta, forse te suonante. Sì, ti aiuti a visale. Sì. Sparta la sunette. Sì, brave. Con la giacchetta e anche un ombrello, no tutti i bagni, snicchiarmi la schiena, schincila le gris, il timpale brut, al pluv da pardut, e cole la ploe, e bagni sempre plui, avanti a platasi il chiang e il tutui. Brava, era così. Chiantilla insieme, come dai. Si bagnin lis ruis, lis mostis javons, si bagnin lis rosis, carofuis clobons, la giacchette e anche un ombrene, no tutti i bagni, nel chiafni la schiene, il cirale gris, il timpale brun, al pluv da pardut, e cole la proe e bagni
Alle rivat, sior timp. O soi biel già bagnat con tutte queste ploe. Par fortune che hai la mia ombrella in iove, che è bielo none. Lu saveviso che la ombrene e comparide per prime volte in Chine, tal secul 12 prima di Crist? E saveviso anche che je nassude prime tant che odiet parparassi dal soreli e no de ploe? La ombrene, pensait, e iere cognosciude anche in Egitto. In Oriente e iere considerate segno di nobiltà, di fatte e venive doprade dome dai res e des reginis. Talvot cent l'ombrenin palsoreli alieri entrata al monte de mode, tant che la borsette o il chiapiel. La prime ombrene peploie e je comparide in te etate romane, po dopo non si è più doprade. Come par magie e je tornade a comparì da spo dal 500. Li parts più importantis che accomponin la ombrene son il pontal, lis bachetis, il tel triangolar e il mani. La liende e conte che viergi une ombrene in chiase al puarte sfortune, ma cheste je dome une superstizion. Voaltris, seso superstizios. Io no, o stoi sempre di fur, maman. Fasin un giuc. Vi udin se o seis boins di indovinare in 10 seconds il nome di queste place di udin bagnate de ploe. Us doi 3 opzions. Quale ise che è giuste? A. Place Prindimai o Giardin Grand. B. Place Libertad. C. Place San Iacum o Place des Ierbis. La risposta è giusta e ieri la lettera C. Avevo indovinato. Bravs! E ieri place San Iacum, che una volta i dicevan anche place des Ierbis, par via des verduris e des Ierbis che si vendevano al marchiato. Chiara, come comincia il mio cartone animato preferito? Ti fermi sto avvio di lo con me? Sicuro! Volentieri. Volete ascoltare una biele storiute? Allora, spicciateli sorelis! Una dei contis che non sono sempre plasudis è la storia dall'omenut de ploe di Gianni Rodari. La storia conta di un omenut simpatico che era sta sui noi e il suo lavoro era quel di viergi e di sierra rubinets per dal soreli e la ploe sulla tierra. Come che lui di spes si indormidive per grande strache e chest al portave o sec o in agaments. Aliere une volte l'omenut de ploe. Aliere un om liser che aliere a sta sui noi e che al saltave di un nulla di che l'altri cence sfonderà il pavimento fof e vaporos. I noi avevi tanti rubinets. Quando l'omenut al viergeve i rubinets, i noi alla sa vincolare la aghe sulla tiere. Quando l'omenut al sierave i rubinets, la ploe e dismetteve. Alveve un gran cefà l'omenut de ploe, sempre a viergi e a sierà i rubinets, e qualche volta si stracave. Quando aliere strac, anzi, un evore strac,
si distirava su un null e si indormidive. Al dormive e al dormive e al dormive. E intanto al dismenteava vierge tutti rubinetti e così al continuava a plovi. Per fortuna un colpo di ton più forte che gli altri lo sveave. Lo menut al saltava su e al diseve: Puar mai me, questa troppo tempo hai dormito. al chialava in bas e al viodeva il paese, gli mons e i chiams, gris e disperati sotto de aghe che leve in denanta colà. In alore, al scominciava a saltucciare di un null a di che l'altri. Si eran di corse tutti i rubinetti. Così la ploe dismetteve. E noi si lasciava insburtare dall'aer lontan lontan e movinsi annicciolava in cun dolcece lo menutte ploe, che così si indormidiva un'altre volte. Quanche si sveave al sigave: Puar mai me, questa troppo tempo hai dormito. al chialava in bas e al viodeve lattiere secchie e sute, cence une gote di aghe. In alore, al correve a torpa al ci la viergi tutti i rubinetti e la storia eleve in davanti sempre così. In tune botteghe. Cal scusi, o vorrei sapere il prezzo di che ombrene là? Sicuro, signore, e costa 15 euros. E per mancul ce puoi ove? La ploe. Indovinello. Duc le invochi, duc le clami, ma quanche rive, duc a stiampi. C'è robeise. La ploe. Se so boins di fevelà par furlan, inviait un vostri video indulà che nos mandais un pensier, une chiancion, une barzalette, une conte par furlan, o un vostri disegni, lì che si vio di un momento in particolare di une puntate di mamma. Mandai al numero 333 72 02 vot 14 oppure a direzione di poste elettroniche maman caiutvstar.com. Occhio, il telefono al va tenuto in orizzontale e no in verticale. Vigli, sasto c'è che mi è succeduto, vuoi scuviere che con la ploe si può sla i stezzi di fura giù. Sì, sicuro. Il corpo la di usarsi adulto al chial e al freddo. Oh, mica come te che tu sta sempre siera dentro e tu spore de aghe. Per mantenersi forti e sans. Si può sla furno d'ome col biel team, ma anche quando le fredde al pluv. L'importante è tapponarsi sempre bene. Signor Tim mi ha insegnato che una superstizione è conte che porta sfortuna di ergi un ombrene in chiase. Io voglio un po' di pore, ma quasi quasi provare a farlo. Non succede nulla. Mi sa che quasi quasi non so i paranoie superstiziose.
signor Tim mi ha insegnato che gli sombreni sono compariti per prime volte in Cina e che ieri i res e gli reginis adoprali stimpi in daù. Non ti pare elegante, io? Oh, tu sei dome invidios che a altri dias non splas laghe e che non ves lis mas par strengi li sombrenis. Come ti saluti? E saluti anche voi altri, Frus. Maman. Frus, all'arrivat, signor Timp! I nui si son srarits. La ploie è quasi finita e il soreli alle basso sull'orizzonte. Se odin un'evoglade al ciel, denanda in estes voi un spettacolo maestos. Jenfri in nui si è formato un gran semicercli, tant che una cordelle colorate. L'arc alle voltolate vers l'alt, lis dos estremitati in bassa sono impoiadis parzore de tiere. Se si fa attenzione, sulla cordelle luminose si può distinguere ben 7 colors differenze. L'am dal di fur al di dentri dal semicercli son il ros, il zal, il narancion, il vert, il turchin e il perlin e il color viole. Queste condizioni meteorologiche che usai appena descritte son che coventi perché si formi l'arc di San Marco. L'arc di San Marco. Cui sa cui che lo ha pitturato. Quasi quasi voi a dargli una cucade di donghie. Maman. Maman. Daria, hast du judut l'arc di San Marc? Sì. Ce stas tu fazendo, Daria? Ma no, tu sai, mi sono iscritta a un corso di pitture. Oh, la signore, anche che come. C'è biel però. Tanche compi per chiase, non san di copiata al neistris dises c'è coviodin di bielte natura. E voi o soi restate immagate dall'art di San Marco. Egli è vero, proprio biel, uno spettacolo de nature. Spiete che ho conti sei colors. Allora, il giallo. Sparagniti la fattura. Perché? Io hai già contato. Sono 7. Ma quando tu studi pitture, tu impari che i colori sono tanti di più di 7. Pensa però che tutti quanti avvengono fuori di 3 colori primari. Guarda, bom. Dome 3? Sì. E quali saressimo? Sono il blu, il giallo e il rosso. E sas tu, Daria, a mie propite vignude voi di pitturanti a me. Mi prestaresti tu un suoi blanc? Volentieri. Sas tu c'è che podin fare? O podin creare nuovi colori e se dan che i primaris. Sì, dai! Ti va di al bene? Dai. Facendo un gioco. Io dico, se ho ses boins di c'è color calzalte fur, quando come se din 2 o più colori primari tra di loro. Che ho led li stemparis, o se io vesi color sadet, e sperimentai. Dunque, provai a indovinare in 10 secondi c'è color che al salte fur de combinazione di giallo, rosso, blu. Se usè vegnut fuori in marron, allora l'esperimento usè vegnut.
Bravs. Provate come a combinare il blu e il giallo. Se salti al fur. Is al vignut fur vert. Allora è perfetto. Provate come a metti il giallo parsore dal rosso. Is al vignut fur il narancione. Bravs. E poi dopo? Ce ti hanno insegnato? Mi hanno anche insegnato che i colori si possono dividere in chialz e frez. Supo. Insegnami anche a me. Allora, Chiara, fai un gioco. Io ti dico un colore e tu provi a indovinare se è chialz o frez. Sì. Per esempio, se ti mostri il rosso, ti pare un colore chialz o un color freddo? Ben, io il rosso lo associ al sorelli o al fug. Dunque, ho disares un colore chialz. Brave! Il rosso e il narancione sono colori chialz. Provi come a indovinare se è un colore chialz o freddo il blu. O pensi che il blu se di un di quei colors che riguardano il mare. E dunque il blu, per mio conto, è un colore freddo. Bravo nonna! Il blu è un color freddo e anche il turchino è un color freddo, per via che riguardi laghe o la glace. E invece il giallo? Il giallo, io lo associo al sorelli, al schialde, dunque è sicuro chialdo. Si può darsi inventare una filastrocchie e chiamare filastrocchie dai colori primari. Ascolta. Sì. Alle rosse il rubino, però sale anche il pes piccinino. Gialla le limone, gialli il pevaron. Blu alle il mar, blu il gran ciel. Ascolte, blu in tegusiele al cor un lungo fil. 3 colors no sì? No primaris si clamin. O podares fa con no altris? Tutti i colors che us plasaran a vo altris? Brave! C'è fantasia che tu hai! Ma perché non ti iscrivi sto anche tu al corso? Magari. Sasto! Ogni volta che os cominciaven le lezioni di pitture, nos facevan cantare sempre queste canzoni. Chiantile con me. Mandico sui piedi le re dai pittori, io pitturi un quadri di 30.000 colori, viole io ludopri per fa primavera, col viole io pitturi il ciel sore sera, col narancione vale taronde, chiale polaiu il sorelli col tramonte, il color di rose ludopri pai piz, il color di rose par pittura e vestiz. Verdi son lis fuei sei voi dagli attus, verdi son lis ruis i prats e arbuluts, verdi lis fuei sei voi dagli attus, verdi son lis ruis i prats e arbuluts. O pitturi gial bananis limons, gialla l'el formadi e certi
chiappare in sei dossurs. Neria del carbon quarta beve fane, neria son li suedi sol vindi reale, velu il marron parfa cioccolate, velu il marron testa al bisdegliate, blu al ciel di sere fignon, blu o pituri il mar sole sol, blanchis lis mans cubiertis di neve, blanca lei il lac che gli acqua salve, blanchis lis mans cubiertis di neve, blanca lei il lac che gli acqua salve. Chiara, come scomincia il mio cartone animato preferito? Ti fermi sto avvio di lo con me? Sicuro, volentieri. Voleso ascoltare une biele storiute? Allora, spicciateli sorellis. La liende dai colors. Une volte, i colors dal mondo, a scominciare a baruffà, ogni dunga reclamava di essi il miglior, l'indispensabile, il preferito. Il vert al disè. È chiaro che io sono il più importante. Sono il simbolo di vita e di speranze. Sono stato scelto per le erbe, per sueis, per gli arbui. Senza di me, gli arbui moriressero. Il blu all'interrompè. Tu pensi stome ai tiere, ma considera anche il cielo e il mare. Laghe e la fonte di vite. Senza la me paz, ogni dun di voi altris alzares nuie. Il giallo arrideva sotto i smostacchi. Se duci così seri, io porti l'allegria, la felicità, la bocchia di ridi e il calore in tal mondo. I sorelli, la luna, gli steli, son giallis. Senza di me, nessuno al può divertirsi. Il narancione al scominciare a chiantare i sos laudis. Io so il vostro re, so il santo de vite, so il color dal pericolo e dal coraggio. O metti il fuoco te svenis, senza di me la tiere e sares buene. O so il color dall'amor e de passione. Il viole tutto rabbioso al fevelà con tante superbie. Io so il color de regalità e dal poder. Res, vescui e parons han sempre scelto me tanche segni di autorità e di savietà. La inno discut su ciò che odis, ascolte e ubidis. Par finì al fevelà il perlin, un lavoro più quietude che gli altri, ma con più grande determinazione. Pensai a me, so il color dal cidinor. Senza di me, o diventeresti stucci superficiali. Io o rappresenti la riflessione e il pensiero, l'aghe clare e trasparente. O ves di bisogno di me, per preghiere e per pace interiore. Così i color sa continuare in avantarsi, ognuno sicuro della sua superiorità. I loro contrasti a diventare sempre più forti. Poi dopo arriva un lampo e subito da spo un ton e la ploe e scomincia con la iu fisse. I colori si attaccano a vapore che succedesse il piede e si stringerono un con l'altro per farsi coraggio. Tal bien niente de buraschi, la ploe e scomincia a fevelà. Mazz, che olotais ci rindi dominassi un con l'altri. Non saveso che o sei stats creats duc per ragioni differenti. Chiappaizi per man e vigni con me. I colors, dunque, si chiapparono per man e a fasere in ciò che uriere sta domandato. La ploe continuò.
di cumò in devant, quanche al plovarà, ogni d'un di vo altri s'altraviersarà il cil int un gran arc, parvisasi che o podes vivi in paz, che l'arc di San Marc al sedi il segn de speranza in tal futuro. E così, ogni volta che un buon sglavin allava il monte e che l'arc di San Marco al comparista al ciel, ovin una buona occasione per visarsi di rispietarsi un culatri. Saveso qual è il colpo per l'arc di San Marco? Combinando di tutti i colori. In un negozio di pomis. O volaress un chilo di miluc? Venon, signor. Ros, giai o verz? Non l'importa, tanti scusi. Se so boins di fevelà par furlan, inviait un vostri video indulà che nos mandais un pensier, une tiancion, une barzalette, une conte par furlan, o un vostri disegno, lì che si vio di un momento in particolare di une puntate di mamma. Mandai al numero 333 72 02 vot 14 oppure a direzione di poste elettroniche maman caiutvstar.com. Occhio, il telefono va tenuto in orizzontale e no in verticale. Vedi? Poi io e Chiara ho vinto un evore coi colori. Gli hai contato che mi hanno insegnato di biella al corso di pitture che so da ora frequentare. Ho imparato che in natura esistono tanti colori, ma tutti derivano di dome tre colori primari. Venga sta il rosso, il giallo e il blu. Se si combinano tra di loro, che colori hanno salti in tanti altri. Lo sapevi tu, per esempio, che rosso, più giallo, al benfurno arancione? Sì, sicuro. Giallo, più blu, verde. Pensa che blu, più rosso, più giallo, al salta fuori il marò. C'è magis che si può fare quei colori. Col pinello, con un lapis, tu puoi disegnare tutto che tu vuoi. Qui sacce bei disegni che tu faresti tu se tu avessi gli smanuti. Al cosmos andi di disegnarci con viodini di bielte nature e voi sono restate immagate dall'arco di San Marco. Però quasi quasi o cambi soggetto. Ti pitturi te, per esempio. Maman, frus. Frus, è arrivato sior Timp, che vuoi us porte tanti coriandui, sarpentinis e fin tremai un sivilot. Veso notat alc di strani in me, per cas? Sì, mi soi travestit, mi soi pitturate la muse come un gatto. Miau! Voi o hai proprio voi di corridaur de suris? Qui sa senchiati qualchidune, Miau! No, non soi diventat mat, alle il timp dai zugs e dai travestimenti. Lo sapevi che il carneval è un periodo che è festeggiato con mascaris e sfiladis publicis di chiars allegorics. Li stradis si empin di mascaris. Il burlone acrobate Pierrot, il gobit Pulcinele che al cordaur des feminis, l'ingort Brighele e il simpatic Facanape. E così tutti lis mascaris de commedie de arte e celebrin il ritual de ghionde e de ligrie. Lis mascaris accoventavin per slontanar lis influencis dal mal. Maman! Mau!
Daria, signor Tim, non sa fevelà di Arlechin. E mi è venuto da su comò una filastrocche che non hanno insegnato a scuole. Ascolti. O soi, tra gli mascaris di carneval, la più meravigliosa, la più geniale. Il mio vestito è stato una sorpresa. Lo ha così, me mari con poche spese, per poter farmi ben figurare, sperando che io potessi anche ballare. Ho conosciuto un'evore di scherzi, a granche fruttins, o fa stanchi matez. O soi un'evore berechin, o giù, più che non fruttin. Culio soi, al vostri servizi. Se mi paiais io, dopo us vizi, con un saltut e un inchin, io mi presenti. O soi Arlechin. Tise plasude. Proprio simpatiche. Io invece, quando è arrivato signor Tim, mi sono visate di una biele canzone che ho imparato col maestro Flaviano Miani. Chiantile con me. Oh sì, dai! Fasin un gioco. Viodin se ho sei boins di indovinare trop scoriandoi di color giallo che assonta questa immagine in 5 secondi. Se so pronti? Allora, via! I coriandoli di color giallo. A ieri in 4. Avevi so indovinato. Bravs! O sto preparando un scherzo di carneval per Daria. Non stai tra di noi, eh? O so da ora a preparare un pacchettut con dentro un par di maneccis, là che o platarai un ragno fent.
o sai che Daria è a pore dai ranch. Si voleis fa il stesso matech ai vostri amici, fasillo insieme. Giolet un toc di plastiline color neri e un tocut blanc. Faset une balute con la plastiline nere pal quart. Faset vot picciui rodui pes chatis. Partacalis chatis dal ragn, o podes falu in dos manieris. O tacalis parzore dal quart così, o tacalis une cu la altre e poi dopo zontà parzore il quart così. Dait la forme a chatis. Par fai voi, o podes doprai colors acrilics, oppur fa dos balutis piccininis di plastiline blanche e fracalis sul quart. O anche, o podes doprà doi voi già pronti. Sto preparando un scherzo di carneval per Chiara. Ho preparato un vierditiere con la plastilina. Lo sai che io de i vierditiere. Lo stai da disinui, Lo viot l'ore di sintice, si gadis che molarà qualche viergeragno pacchetto. Ti ho letto un toc di plastiline di color marron e un picciul di color blanc. Faset un lung rodul pal quarp e faset la ponte de code un tic spicciade e la mose di che altre bande un po' più gruesse. Faset dos picciulis balutis di color blanc partacali sulla mose dal vierditiere par fai voi. Daria, ven giù. Supo, ven giù. Daria, ma c'è sta sto fasin? O soi da ora, dai di mangiare, vigli. Sì. Arrivi. Non vi devi la ore di vioditi? Mandi Chiara, anche io non vi devi l'ora di vioditi. Oh, hai una sorpresa per te? Volevi fatti un matez, ma mi pare che l'arbol di mamma lo sapevi fatto anche lui. Mamma. Chiara, come scomincia il mio cartone animato preferito? Ti fermi sto avvio di lo con me? Sicuro, volentieri. Volete ascoltare una biele storiute? Allora, spicciateli sorellis. Il Barbe Ciuccon, un flabe popolare. Test e illustrazioni di Roberta Garlatti. Test par Furlan di Piercarlo Begotti. Il Barbe Ciuccon. Tanti in daur a San Vita il Tiliment, in tune piccole chiasute a ieri a stadi besoli su ne frutte di non Marie e sommari. Tal paese al viveva anche un sobarbe, un nome non grande grues, burbar e ruspios, che non voleva tan ben ai fruttins. Ma stanca gli era anche un po' gnogno, duc lo chiamavin Barbe Ciuccon.
Aliera arrivat carneval e tutti i frutins aieren contents per via che lis lor mamis preparaven lis fritulis. Anche Maria va resvut gole di mangialis, ma ie e somari aieren centant puaris, ma così tant puaris che non aveven neanche la fersorie par fridilis. La Mari le consolà. Tu varas anche tu lis fritulis. Va là di barbeciucò e domande se non si impreste la fersorie, ma con buine grazie però. Maria e va resvut mior di no là dal barbe, ma la voe di fritulis iere così grande che si fase anim. Io di tornam alle plene di fritulis. Al rugna barbe ciuccon appena consegnate la fersorie. La di dopo Maria e mangià così tanti sfritulis che la panza quasi sclopave. Vi ho di lassandi un po' ci spar barbeciucò. E dise la Mari. Anzi, vada urman a tornare la fersorie con gli sfritulis che son crestadis. Maria si mette per strade, ma il nasebon de sfritulis aliere così stuzzighin che in un mari momento i vignigole di cerciandi une, poi dopo un'altra e un'altra anche mo, fin tremai che li sfinì dutis. Ecco ma, c'è quarto il barbeciucò. Oh, puere mai io. E pensa disperate, perché che barbe ciuccon non si n'accorges e gli empla la fersoria cul caccan di un mus che chiata via per strade. E consegna le fersorie e stiampa chiase svelte, tant che la saette. C'è porcarie! Al dise barbe ciuccon co al cercià la prime fritule. Che ste gli cacan di mus! Tu mi has imbrogliat, canaie! E io sgnot, o vignerai a mangiare! Maria, preoccupate per ciò che aveva fatto, e contaduta a somari che prinsi disperà, poi cridà e infine ecchiatà la soluzione. Con pecciotis di une stoffe che aveva in chiase e così une pipine che pareva proprio Maria e le imbuttì di gusielis di pomo. Sore sere mette la pipine tagliette di fruttine e porta Maria a dormire dal suo ieton. La mame tre sapuarti se barcons, ma miege gnot, si sentì tutto un sbatting e un berghelà. Ali era il barbe ciuccon che voleva svindicarsi e mangiarsi la fruttina. Sbat e sbat, non arrivanta a entrare alle su sul cuvierte al vignigliù in cusine a traviers de nappe. Tutto invelegnat, si invia bande la chiamare di Maria e con tune vostre membe al tacavosa. Oh, soi sul prinzialin! Figli di sot! E ci si cave la Maria. Oh, soi sul seancialin! Alvosava il barbe ciuccò. Figli di sot! E tornavi a di la Mari. Oh, soi sul tiercialin! Al sberlava il barbe. Figli di sot! E tornavi a di la Mari. Oh, soi sull'ultim schialin! Al continuava il barbe ciuccò. Figli di sot! E tornavi a di la Mari. Oh, soi sulla porte! E il barbe si buttata liede fruttine par mangiale. Il barbe ciuccò aliere così investeat che non si n'accorge che taliet e iere la pipine e le slapà in tumbo con condutis li sgusielis di pomo. Berlandi dolor al sparinte gnot e di lui non si ha più savut nulla. E Maria? Noi crodares, ma di che di non è mai più state così tanto golose. Indovinel. Tutta blec signo vestit. O voi per strade sempre a piz. O fas ai frutins un bielinchin e mi clami Arlecchino. Mi sono svegliata con che di fa un scherzo a Chiara. O hai preparato un bicchiere con la plastilina e gliel'hai messo dentro di un pacchetto. Io devi l'ora di vio di la sua reazione, sapevi che io dei viers di tiere.
Per coincidenza, anche ieri ho avuto la stessa idea. Venga stai di prepararmi un regalo con un par di maneccis. Ieri tan contenta per via che mi coventava in proprio. Ma dentro ho chiatato un brutto rain film che mi ha fatto scloppare di pore. Il biel però dopo all'estate che da urda l'armbull di mamma ieri è squinduzzi ortim che non ha tirato un grum di coriandoli sul chiaro. Ma si sa, a Carnevale ogni mateccia al bar. Difatti, proprio il signor Timp ci ha insegnato che il Carnevale è il tempo dai matecci e dai giugs. E non si ha di quindi si bisogna chiappadut con l'igria. Mamma frus. Ieri vade la giornata, pasaremo un'eridate, con bravura io tal dis, la mia tu parecchi amici, tutti insieme in vecchie azzurre, ascoltaremo une storiute, conti giusti e mostri, ogni dì si fa così, tutto il miel do gran furlan,